spesso con un arrotamento e in Cina, soprattutto al nord, si legge così. 你喜欢学习汉语吗？我喜欢学习汉语。你还喜欢学习什么？一起去中国。谢谢你，请坐。 Donc c'est ce qu'il faut absolument pas faire normalement. D'accord, mais même tu fais le tour du pâté de maison en voiture. Oui, c'est pas mal. T'as ton permis? Tu as le permis de conduire? Non. Non? Oh, elle a la main verte avec ses deux cactus, et tu veux que j'y fasse? Oui. L'eau? Oui, où? Du robinet, d'accord. Et d'ailleurs, il explique bien que si les fenêtres existent, c'est pour ça. Sinon, il y aurait un mur. D'accord? Donc, c'est logique. Donc, il s'agit de tout jeter par la fenêtre. Vous le faites Oder nein, ich gehe nicht tanzen. Ihre Lieblingsfarbe? Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Freut mich, Vittoria. ¿Quién está hablando? ¿De qué novela estamos hablando? La sombra del viento, que es una novela escrita por Carlos Ruiz, ¿Dónde estamos? ¿Qué acababa de terminar en España? que es el periodo después de la guerra civil española. ¿De qué manera? Él ha ido con su padre al cementerio de los libros olvidados. Es una biblioteca muy grande en Barcelona. Some words to talk about responsibility. So we will see that how to use the verb to manage, for example, which is a false friend, because in Italy we always say, I'm a manager. To wear a uniform, for example, or a suit. Because there are this difference between jobs and it's wrong. Yeah, okay, fine. In Italy, for example, there are more difference like salary. Very well, very good point. Stiamo vivendo in un'era sempre più tecnologica, dove connettersi con gli altri e muoversi è diventato semplicissimo. Quindi è forte l'esigenza di saper comunicare in lingua straniera. Se siete curiosi e desiderate scoprire il mondo, il liceo linguistico Aurelio Stefanini vi fornisce questa competenza, ma soprattutto vi fa entrare e vivere la quotidianità della realtà delle lingue straniere che studiate. Avrete i lettori madrelingua, che sono quei docenti che affiancano gli insegnanti di lingua straniera per l'intero percorso. E consoliderete le vostre abilità comunicative grazie ai soggiorni linguistici, che è un'esperienza che organizziamo da molto tempo, importante perché vi consente di vivere un periodo di tempo ovviamente nei paesi in cui studiate la lingua e potrete conoscere direttamente la cultura di questi paesi. E nel nostro liceo linguistico avete la possibilità di creare il vostro percorso scegliendo 3 lingue straniere, combinandole tra loro a scelta, liberamente a scelta tra le 5 lingue che vi offriamo. Sono un percorso di studi liceale che vi consente di arricchirvi a livello linguistico, ma che vi fornisce anche gli strumenti per riflettere sul vostro futuro in maniera flessibile.